abbiamo in collegamento, in diretta, Danti. Oh, buonasera a tutti. Buonasera Danti. Benvenuto a Radio Popolare WH. E bentornato a WH in realtà. Perché... Bentornato, esatto. Io ricordo già un incontro, penso 2 anni fa, mi sembra. Sì. Esatto, bravissimo, perfetto. Una memoria impressionante. La sigletta con la WH non era male, direi. No, è tuttora sigla, infatti. Tanta roba. Bene. Benissimo. Allora, intanto, prima domanda è: il tuo piatto preferito sono ancora i paccheri con ragù? Sei quello vero? Ah, beh, ma io sì. Ma perché sai, in 2 anni cambiano le cose. Cambio poco. No, io sono un tradizionalista, io ogni sera faccio le stesse cose. Difatti ora sto facendo la mia tisana quotidiana alla sera, è un po' così. Bisogna rilassare. Sono curiosa perché anche a me piacciono. Aspetta, sono qua con il Moët Chandon e 2 ragazze, devo mantenere una certa immagine. Allora, sei in un programma hip hop, devi avere un certo taglio. Ce l'hai la catena al collo? Aspetta che tolgo il dente d'oro. Ok, perfetto. Ok, sì. No, era una tisana ai frutti rossi comunque. Bene, ottimo. Formazione fondamentale, perché adesso da casa tutto il popolo veramente hip hop va a recuperare la tisana ai frutti rossi. Bravissimo. Ma veniamo a noi, 3 cose da fare prima di morire, per te. 3 cose, allora, 1, dire che il remix era di Dejano, quello di Pac-Man che abbiamo sentito. Sì. 2, penso una cosa molto importante sarebbe quella di mandare via la classe politica italiana a Cuba. Noi abbiamo fatto uscire un pezzo che si chiama Vaffancuba e quello sarebbe un sogno da realizzare, prendere 10 aerei e mandare la classe politica a Cuba. Terzo invece... terzo è difficile, me la dovevate far preparare queste interviste, avrei detto cose più interessanti. Sono domande difficilissime, si sa. Allora, il terzo è sicuramente riuscire a fare dei featuring, i featuring che vorrei fare nel prossimo disco. Spero, non li dirò, ma spero che vadano in porto. Quello potrebbe essere il terzo desiderio. Bene. Benissimo. Ultimo libro letto? Ultimo libro letto, Chuck Palahniuk, mi sembra Survivor. Consigli? Sì, Chuck Palahniuk si consiglia sempre, tranne La scimmia vede, la scimmia fa, che è un insieme di racconti che a me non ha entusiasmato molto. Ho preferito altri film, altri libri come Soffocare piuttosto che Fight Club. Non avrei mai detto della scimmia vede, la scimmia vede, la scimmia fa, visto che insomma ci hai anche fatto un pezzo in qualche modo. Ti ho fatto un pezzo perché mi piaceva l'analogia, ma fra tutti i suoi libri preferisco, diciamo, sicuramente altri libri. Quello lo metto all'ultimo posto. Perfetto. Allora, senti, rispetto a un paio d'anni fa, quando ci si è sentiti l'ultima volta, cosa pensi sia cambiato all'interno della scena hip hop italiana e come la vedi tu adesso? Direi che ci sono 2000 nuove leve, sì. C'è sicuramente un interesse molto più amplificato, cioè nel senso adesso il rap, l'hip hop si mette anche nel cappuccio la mattina, quindi nel senso è una cosa che secondo me è molto positiva, perché voglio dire, se desta l'interesse dei ragazzini e sempre di più ragazzini, c'è sempre più, diciamo, lavoro per tutti. Ecco, questa qui è la grande realtà. Come la vedo la scena attuale? La vedo sicuramente una scena in crescita, quindi dove non ci sono grossi problemi, dove non ci sono stupide faide, se non alcune che eviterei anche di citare, e per il resto invece c'è un clima mite, collaborazioni, ed è quello che invece uno si aspetta dalla musica, no? A proposito, quindi noi speriamo in quello. Infatti, a proposito delle collaborazioni, c'è Borut che ci scrive in bacheca che è molto curioso di sentire la tua strofa che hai fatto per il nuovo degli Atipici. Anche lì altro lavoro atteso, che ne ha un sacco di collaborazioni, per cui vedremo. Sì, loro sono grandissimi, quindi io ho iniziato ascoltando anche i loro mixtape, quindi voglio dire, per me è stato un piacere poter fare qualcosa con loro. Adesso uscirà il disco è molto figo, quindi siamo contenti anche di questo, ecco. E invece, venendo ai Two Fingers, come sono cambiati dal disco volante, il disco nuovo, a Mouse Music? Come descriveresti il percorso che c'è stato in questi anni? Ma il percorso io lo descriverei semplicemente una fase di crescita, una cosa che si lascia alle spalle determinati
finti virtuosismi, a volte anche poco azzeccati, e cerca qualcosa di più concreto, ecco. Cerchiamo di abbandonare sempre di più quello che è la frivolezza fine a se stessa, per creare una frivolezza con un minimo di messaggio, un minimo di contenuto. Il nostro scopo comunque è quello di regalare delle vacanze sonore alla gente, cioè il messaggio a volte sta nella canzone se ti allontani un po', non so come dirti, magari non lo capisci dalle parole, però se ti allontani un po' vedi che è comunque qualcosa che è un punto di svago per molti giovani, per molti ragazzi che vengono ai live, si divertono, e quello è il nostro messaggio attualmente. Stiamo cercando di dargli un po' più di contenuti, niente di più. Ecco, a proposito di live, cosa ci dobbiamo aspettare, insomma, visto che sappiamo che sei in ballo anche con le prove per questo tour enorme mondiale che partirà proprio domani, per cui insomma cosa ci dobbiamo aspettare? La prima domani sarà a Tokyo, quindi no, la prima domani sarà al Mamma Mia di Senigallia, poi faremo giovedì ai magazzini generali, poi su twofingers.com si trovano tutte le date. E cosa c'è da aspettarsi? C'è da aspettarsi quello che io vorrei aspettarmi andando a vedere i concerti degli altri, quindi cercare di stupire la gente con cose comunque abbastanza semplici, ma l'Italia non è neanche difficile da stupire, voglio dire, quindi secondo me ci sono tutte le carte in regola per far sì che questa cosa avvenga. Stiamo preparando particolarmente bene le date del tour, perché noi crediamo che là dove questo genere di musica non è un genere di musica dove hai strumentisti la maggior parte delle volte sul palco, uno perché ti trovi a suonare in palchi veramente magari strani o piccoli o storti o in qualsiasi particolari modo, diciamo. Esatto, quindi non hai dietro una band, di conseguenza quello che va a perdersi perché non hai la band lo devi dare secondo me nell'intrattenere il pubblico, nel un minimo di scenografia, un minimo di idea, capisci? Perché sennò vedere sempre una persona, almeno io ti parlo per me, poi a detta di ognuno è soggettiva questa cosa, però vedere una persona col microfono e uno ai piatti e basta per un'ora e mezza, bellissimo, fantastico. Sì. Fantastico, veramente bello, però diciamo che lo show di Caparezza mi piace di più. Bene, bene. De gustibus. Adesso abbiamo qualche domanda da casa. Efi ci scrive: Bella Danni, qualche progetto futuro post Mouse Music? Un album nuovo sta già prendendo forma? Sì, più di un album nuovo. Stiamo facendo adesso, peraltro siamo usciti 2 settimane fa, settimana scorsa con Vaffancuba, che è una roba appunto che abbiamo voluto fare per le elezioni, ma stiamo già lavorando al disco nuovo, quindi appena finito, intanto che faremo il tour, termineremo il disco nuovo, insomma. C'è da tenersi aggiornati. Un'altra domanda, sì. Francesco ci chiede: una mia vecchia curiosità, come hai conosciuto Dargen? Dargen era quando eravamo a Bovisio, avevamo uno studio a Bovisio dove registrammo Mi Fist dei Club Dogo, e allora Dargen veniva lì, allora lavorava ancora erano ancora Sacle Scuole prima di chiamarsi Club Dogo, a Mi Fist lo trovarono poi alla fine il nome, quindi lui passava lì e da lì ci siamo conosciuti fondamentalmente. Benissimo, noi adesso, prima di proiettarci totalmente verso il futuro, rimarrei ancora un pochino in Mouse Music e andrei ad ascoltarci la seconda traccia dei Two Fingers di stasera, che sarebbe Vai a lavorare con Emischilla. Vuoi presentarla tu, raccontarci qualcosa su sta traccia? Ah sì, ecco, che è il dramma classico di tutte le persone che hanno a che fare con la musica, perché finché non sei, non so, a Sanremo, ma secondo me anche se sei a Sanremo te lo diranno sempre. Ma anche se fai radio, guarda. Esatto, perfetto, quindi potete capirmi ragazzi, ti dicono che lavoro fai? No, io lavoro in radio. No, ma dico di lavoro vero. Capito, perfetto. Bene. Quindi direi vai a lavorare, Two Fingers, ma di lavoro vero? Yeah. Non essere mai sincero. E questa era Vai a lavorare, Two Fingers featuring Emischilla. Con noi questa sera a WH Radio Popolare c'è proprio Danti. Ci sei ancora? Bella raga. Bella Danti. Allora, domanda diretta, visto che il pezzo è questo. Sei ancora parrucchione come ci raccontasti? Sì, ovviamente. Parrucchi ancora, quindi.
Certo, ovviamente. Grazie a Dio è un lavoro che mi piace, quindi quando dico che faccio quello di lavoro, la gente fa fatica a dirmi sì, ma di lavoro vero. Infatti, vedi. quindi mi rimane più facile. Più comodo. È solo per quello, è solo per usarlo come scusa quando mi dicono sì, ma di lavoro vero. Esatto, tieni un lavoro apposta, diciamo. Esatto. Adesso invece noi saremmo curiosi un po' di sapere come vi siete conosciuti tu e Rufio, invece, Visto che ci hai siete detto di proprio Dargen. la coppia. Io e Rufio ci siamo conosciuti, è presente le classiche jam di paese che si facevano, non so, quando eravamo ragazzini, noi c'erano le jam organizzate dal comune, no? Sì, dove dipingevi, breccavi e facevi e cantavi anche, ovviamente. Lui cantava per un gruppo, io cantavo per un altro, insomma. Ci siamo beccati un pomeriggio, ci siamo presi per il culo un bel po', dopodiché abbiamo provato a fare un paio di pezzi e abbiamo detto ma sicuramente è meglio questo pezzo di quello che tu fai col tuo gruppo e io faccio col mio, quindi abbiamo deciso di fare questo. È nato come un rapporto tra amanti, avete tradito i rispettivi gruppi. Esatto, hai detto proprio una giusto. relazione clandestina. Sì. Esatto. Adesso, non lo diciamo troppo in giro che non lo sanno ancora. No. Shh. I Two Fingers sono le dita delle corna proprio. Non le due dita. Bravissimo, figa. Proprio te l'ho servita sul piatto d'argento questo. È un assist incredibile. Senti, il momento più figo fino ad adesso dei Two Fingers. Il momento più figo fino ad adesso? Ma guarda, io ti dico, io lo vedo nuovamente ogni live che viene bene. È una cosa, perché ad esempio tu guardi quello, non so, guardi il live, quello di MTV e dici cazzo, c'era una piazza piena di gente. Sì, è una figata. Però, capito, non è come quando fai pieno, non lo so, al Vox di Modena, ai magazzini generali, tocchiamoci le palle. Sì, esatto. Ma, capito? Perché lì è un tuo concerto, quindi ogni volta che facciamo un concerto che viene bene, la gente va a casa sudata e senza voce, per me è il momento più bello dei Two Fingers, ecco. Bellissimo. E io invece avevo una curiosità, tu e Rufio vi siete avvicinati all'hip hop subito attraverso il rap o avete magari sperimentato le altre discipline prima? Ma io dipingevo. Ero un vandalo del cazzo, infatti le multe che dovevo pagare, che ho pagato negli anni. E poi anni. hai capito che era meglio dipingere i capelli, tutto sommato? No, tutto sommato ho capito che c'erano delle cose chiamate Hall of Fame dove chiedevi il permesso in comune e non ti multavano più. Quindi ho iniziato a fare quelli, insomma. Sì, no, dipingevo solo io, Ricky è sempre suonato, diciamo. Ecco, ci arriva un'altra domanda che è com'è stato tornare sotto casa discografica? Cioè, quali sono stati i cambiamenti che avete avvertito di più? Raga, un cazzo cambia andare sotto l'unica cosa che cambia è che ogni cosa che fai la devi dire anche a qualcun altro, perché questo qualcun altro ti dà il budget per realizzare la tua idea. Certo. Ma le idee nascono tutte da te, cioè è come quegli artisti che vanno sotto casa discografica e si aspettavano che c'era la svolta. No, la svolta o te la crei te oppure non parte da nessun altro. Quando la gente vede il lavoro da fuori dice certo, quelli hanno fatto il portale e quello e quell'altro e il videogame e la cosa, ma ti assicuro che le avremmo fatte anche da indipendenti, magari sicuramente meno bene, perché la discografica ti dà una grande possibilità di contatto e una grande possibilità di budget, tanto per capirci. Sì. Ma per il resto, se non hai tu le idee, non fai girare tu il tuo nome, non si muovono. No. Bene. Ed è anche per questo che al quinto disco siamo arrivati a ritornare con una discografica. Esatto. Bene, venendo ai tuoi live, insomma, alla vigilia appunto della partenza del Tour Fingers, ho visto che intanto che c'è in distribuzione un kit apposito proprio. Sì, noi crediamo molto nell'interazione col pubblico.
Difatti se tu guardi, adesso abbiamo fatto un'applicazione che trovi sugli Apple Store, sugli store anche per Android, dove c'è un tasto che si chiama Live. Ormai la gente, non tutti usano l'accendino nei momenti limone, diciamo, esatto, sì. Quindi abbiamo chiamato questo tasto Live dove tu clicchi e c'è un video in loop che cambia colore tutto a 128 bpm, che useremo appunto per alcune canzoni. A noi piace, sì, è molto bello, a noi piace quando il pubblico diventa parte dello spettacolo. Il kit di supporto è un kit dove ci sono dentro gli occhialini, quelli 3D, che sono logicamente puramente per fare i cretini nell'arco della serata, le ditona gonfiabili e un coso che... Hai presente i flashlight, quelli per pescare, che quando li spacchi si vedono al buio? Che fanno anche tanto disco, vedi che tu sei fantastico, grande, fantastico. Grande. Ovviamente noi cerchiamo coreografia dalla gente. Senza occhialini vi si vede piatti, questa è la caratteristica dei vostri live. Esatto, se mi giro di lato sono molto sottile. Allora, ci chiede Laura, quanto tempo canterai il 22 al Phenomenon, visto che c'è anche Ensi? Te la giro così. Noi faremo il live completo, quindi sarà 1 ora e un quarto più o meno. Ci vuoi dire le prime date ora? Insomma, prima abbiamo già ricordato esatto. Domani a Senigallia. Domani al Mamma Mia Senigallia, poi ci sarà il 21 ai Magazzini Generali, poi ci sarà il 22 al Phenomenon e le altre le trovi tutte su twofingers.com. Benissimo. Insomma. Allora, oppure chi scarica l'app ce le ha nell'app. Esatto. A Milano arrivi giovedì, speriamo di beccarci lì, insomma. Ragazzi, se non venite, questa è una roba brutta. No, noi veniamo, ci mancherebbe. Spero di riuscire a vedere. Fatemelo sapere, così vi lascio gli accrediti almeno. Esatto. Va bene. Allora te lo stiamo facendo sapere. Gliel'abbiamo fatto sapere anche a un paio di altre persone, così. Adesso, per sicurezza. Ma adesso siamo arrivati all'ultima parte dell'intervista in cui ci incuriosiamo un po', andiamo un po' a curiosare tra il tuo background musicale, no? Quindi che cosa ascolti quando non ascolti hip hop. Ok, no, va bene, faccio quello che ascolta hip hop allora. Io ascolto tutto il giorno hip hop, però ogni tanto mi piace anche di brutto l'elettronica. Grande. No, però a parte gli scherzi, cioè a me piace la musica fatta bene, ci sono anche 2000 gruppi italiani che ascolto e salto di pala in frasca proprio, senza nessun tipo di problema. Volete il mio brano? Yeah. Il mio brano preferito al momento è Midnight City, M83 il gruppo, e secondo me c'è un remix molto interessante e molto bello, secondo me. Bene, noi guarda caso ce l'abbiamo sotto mano e stiamo ma non ero preparato. Ma assolutamente, stiamo per andarcelo ad ascoltare. Grazie Danti per questa ennesima chiacchierata, ci si vede prestissimo allora. Esatto, grazie a voi, è sempre un mega piacere. Io vi invito, mandatemi un messaggio in quanti siete, non fatevi problemi, siete nostri ospiti. Ok, grazie Danti. Portiamo anche gli ascoltatori allora. Perfetto, alla prossima. Okay. Allora, Radio Popolare più 172.700.000. Okay. Esatto, è la media degli ascolti di doppiato. Ciao Danti, grazie. Vi ringrazio ragazzi, Un abbraccio, a presto, buona serata.